Amici del FVGSportChannel.com, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo a San Daniele del Friuli per il big match della Serie C regionale. In campo il padrone di casa del Michelaccio in maglia nera contro la Trevisan Latisana in maglia rossa. È 45-34 più 11 il punteggio al termine dei primi 20 minuti in questo terzo quarto. Si apre con un attacco collinare, si stampa sul tabellone è ferro, per cui la regola del possesso alternato favorisce la Trevisan Latisana, che ha dunque 11 lunghezze da recuperare. San Daniele che ha giocato ha tirato con precisione chirurgica nel primo quarto. Nel secondo periodo Latisana si è un po' ritrovata, è riuscita a imbrigliare l'attacco dei padroni di casa e adesso prosegue la risalita, torna in singola cifra lo svantaggio degli ospiti. 4-5-3-6 il punteggio. In attacco la Michelaccio prova ad attaccare con l'ottimo Sivilotti, che si infila nelle maglie, a dire la verità un po' troppo aperte, della difesa della Trevisan. Di nuovo 11 punti di vantaggio del Michelaccio. 4-7-3-6. Rubin, Galli, extra pass per Maran, che infila la tripla del -8, e quindi la Tisana si può dire di nuovo in partita, ammesso che mai ne sia uscita. 4-7-3-9 il punteggio, 1 minuto e mezzo giocato nel terzo periodo. Bosio parte in palleggio contro Infanti. Infanti tiene bene la posizione. Bosio, che già malapena al ferro, riparte la transizione offensiva della Trevisan con una brutta scelta di Maran, che va a schiantarsi contro il muro eretto da Colutta. Colutta nulla fa per rimanere in piedi. Palla recuperata dal Michelaccio. 8-12 al termine del terzo quarto. 4-7-3-9 il punteggio, più 8 per la Trevisan. Dobbiamo anche rendervi conto di un problema alla caviglia di Andrea Confente, che è ricaduto male dopo un tiro da 3. Aveva il piede di un avversario, ha trovato il piede di un avversario sulla ricaduta, si è storto la caviglia, che adesso è gonfia come un melone, per cui problema per Andrea Confente, che non credo possa rientrare in questa partita, a meno di un miracolo dello staff medico collinare. Bosio, un po' di hesitation sull'ultima, commette fallo in attacco perché si è liberato con il braccio esterno. 47-39 il punteggio, 7-55 al termine del terzo quarto. Continua la risalita della Trevisan Latisana, che torna in attacco con Galli a impostare l'azione. Esce Rubin dai blocchi. Rubin non riesce a trovare la via del canestro. Tiro moschicida, ha ucciso un po' di mosche senza arrivare al ferro. E già dall'altra parte Sivilotti. Bosio mezzo tirare, ma poi preferisce arrivare da Colutta, che gioca a 2 con il numero 7 collinare. Faccia di passi da parte di Bosio. Quindi seconda palla persa consecutiva dai collinari in attacco, con Raffaele Bosio che sacramenta un po', ma anche questo fischio mi sembrava assolutamente corretto. Infanti, Maran trova sotto misura Galli in fade away. Mattia Galli sbaglia, vola! Giovensi Cruz all'imbalzo, serve un altro pallone a Infanti, che segna con il fallo di Ellero, credo, o Ellero o Bosio, uno dei due. Il fallo è del numero 19 Alberto Ellero, regala tiro libero supplementare a Giovanni Infanti, e l'ulteriore secondo fallo per Ellero, e l'ulteriore opportunità per la Trevisan di colmare parzialmente, ma in maniera sostanziale, il gap. Invasione di Infanti. Cioè, infatti era fermo, non ho visto l'invasione sul tiro libero, vabbè. 47 il Michelaccio, 41 Trevisan Latisana, 7 minuti e 12 secondi al termine del terzo quarto. Tozzoni
Sivilotti vuole Bosio in post-up contro Infanti. Bosio se la gioca 1 contro 1, ancora Infanti tiene la posizione, scivolando con lui viene fischiato un fallo in difesa, rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio. Ancora Bosio nell'angolo contro Infanti, si rinnova il duello tra i due giocatori, hanno militato entrambi in categorie superiori. Tosoni parte in palleggio, sulla classica azione a 4 ruote motrici, sbaglia Tosoni ma subisce anche il fallo da parte di Mattia Galli, che in vero poteva piazzarsi in una posizione difensiva migliore. Nel frattempo esce Bosio e entra al suo posto Polo con il numero 8 in maglia collinare. Tosoni realizza il primo tiro libero a sua disposizione, ne ha un altro. Segna anche il secondo e allora è 49 a 41 per il Michelaccio sulla Trevisan Latisana. Questo terzo quarto in Serie C regionale. Infanti prova a prendersi la rivincita su Tosoni e Infanti segna un gran canestro in hesitation. Ellero, alto tiro all'Alberto Ellero, vale a dire dritto per dritto in palleggio, in maniera aggressiva gioca sempre così Alberto Ellero e spesso e volentieri si prende tiri, si guadagna tiri liberi proprio di forza e di potenza, uno dei giocatori fisicamente più prestanti del campionato. Altri 2 tiri liberi per la squadra di casa. Segna Ellero i tiri liberi, 51-43, cambio per la Trevisan. Esce Joensi Cruz, al suo posto è entrato Soldan con il numero 7. Pivottone, arrivato qualche tempo fa alla corte del presidente Pettillo per rinforzare sotto canestro la Trevisan, che quest'anno non ha praticamente mai potuto contare su Giorgio Cagnelutti. Il pivot è arrivato da Cervignano, problemi fisici, un po' come è capitato a 300 con Andy Bonolli, non è mai riuscito davvero a incidere, anzi non ha proprio mai giocato. Sbaglia la tripla Pellarini, poi non converte il tap-in Ellero. Dall'altra parte Rubin, velocissimo in transizione, sbaglia. Nella tonnara all'imbalzo c'è il fallo di Soldan. Ce ne sono un po' di discussioni. Ah sì, sono 2 tiri liberi invece, perché allora bisogna cambiare campo. Grazie al cameraman, grazie, eccoci qua. Bisogna cambiare campo perché aveva già il possesso di palla Ellero quando ha subito il fallo da Soldan, e quindi 2 tiri liberi per il numero 19 del Michelaccio. Assegno entrambi i personali a disposizione di Alberto Ellero.
Diciamo che c'è un gioco particolarmente fisico in campo. Quindi recupera il pallone il Michelaccio. Ellero spara la tripla, la sbaglia. Soldan non si intende con Galli e regala praticamente 2 punti a Polo, che fanno arrabbiare i tifosi di Fede Latisanese. 5-5, 4-6 il punteggio, più 9 per il Michelaccio San Daniele. Infanti, ancora Infanti, vuole attaccare Ellero, appoggia la tabella Infanti, che canestro del numero 14 che tiene a contatto la formazione di Lorenzo Bettarini. 5-5, 4-8 il punteggio, 4 minuti al termine del terzo quarto. Ellero contro Pellarini, Tosoni da 3 punti, il tox, un pizzico di fortuna, ma la palla entra, il tiro di Tosoni contro la zona della Trevisan. 5-8, 4-8, torna a più 10 la Tisana, torna a più 10 San Daniele, mentre il Michelaccio sostituisce Coluzza con Bertoli, numero 13. Discreto pubblico al Palla Falcone Borsellino di San Daniele a spingere la squadra di Sgoifo, che adesso però subisce il canestro di Galli con il fallo di Bertoli. E Mattia Galli, giocando da playmaker, quando va in post basso è un mismatch per qualsiasi giocatore in Serie C regionale sicuramente, ma direi anche in categoria superiore. Tiro libero aggiuntivo per Mattia Galli. 5-8, 5-0, meno 7 Trevisan, Maltassametro ancora in funzione perché il numero 5 è in lunetta col tiro libero aggiuntivo. Sbagliato da Galli. Resta 5-8, 5-0 il punteggio. Pellarini. Tosoni. Mette il ritmo Bosio. Bosio cambia di direzione. Tiro apertissimo per Bertoli dall'angolo, sbaglia, il rimbalzo è di Moschioni, che spinge via Polo. Un po' di storie tese tra Moschioni e Polo, si scalda l'animo del numero 8, tutto a posto, niente di che. Cambio per la Tisana, esce direi Moschioni, entra. No, esce Galli invece. No, esce Moschioni, sì. Lorenzo Bettarini vede un po' di nervosismo. Infatti vedete che prova anche a calmare il suo giocatore. Lorenzo Bettarini è un coach player, come si dice in gergo. Un ex giocatore che sa come gestire anche da un punto di vista psicologico le partite. In attacco Michelaccio con 8 punti di vantaggio, 5-8, 5-0 a 3-20 al termine del terzo quarto. Pellarini. Bosio da 3 punti contro Soldan, in faccia al numero 7. Raffaele Bosio. Più 11 il Michelaccio, 6-1, 5-0. Infatti attacca dal palleggio, Infatti è lui il grimaldello offensivo principale per la Trevisan in questo terzo quarto. Stavolta però sbaglia. Però Bosio serve Polo sotto canestro, subisce il fallo di Soldan. Ci saranno 2 tiri liberi per Fabrizio Polo. Soldan dice ma io sto con le braccia alte, con i piedi piantati per terra, perché mi fischi fallo, caro Soldan. Sono d'accordo con l'arbitro, questi sono 2 tiri liberi per Polo. E sbaglia il secondo e allora altra opportunità in attacco per la Trevisan. Galli contro Rubin, si va da Soldan che mette in ritmo Infatti al ferro, segna
con il fallo di Tosoni e il fallo di Bertoli, il fallo numero 13. Però Bertoli su Infanti è una marcatura pericolosa per Sgoifo. Vediamo cosa architetta l'allenatore. Manda in campo Colutta al posto di Tosoni. Probabilmente ci sarà un rimescolamento nei compiti difensivi. Qui Bosio entra in area, rovinando la concentrazione di Infanti, poi chiede scusa, ma tanto ha ottenuto quello che voleva, cioè l'errore del numero 14 in maglia rossa. 6-2-5-2 più 10 per San Daniele in attacco. Pellarini, Bosio, ci sarebbe Polo per l'alto basso. Bosio invece vuole sfidare Galli gli ruba il pallone, poi subisce il fallo del numero 7 che frena il contropiede latisanese. A 21 secondi al termine del terzo quarto, la partita è ancora in bilico perché 10 punti di vantaggio per San Daniele non danno certo tranquillità alla squadra di Sgoifo, perché se c'è una squadra che può mettere punti velocemente sul tabellone questa è proprio la Trevisan Atisana, ammesso che segnino i tiri liberi, perché ultimamente nei viaggi in lunetta i giocatori di Bettarini sono stati alquanto imprecisi. Non si può dire lo stesso di Galli in questa seconda opportunità. 6-2 San Daniele in attacco, 5-3 la Tisana in difesa, 2 minuti al termine del terzo quarto. Bosio, Bertoli avrebbe il quarto di campo libero ma preferisce aspettare Polo che arriva dal lato debole, poi infila un bel canestro in fadeaway. Fabrizio Polo di tecnica e di tocco. Rubin, Malan sul ribaltamento di lato. Malan da 3 punti contro Bertoli. Mauro Malan, difesa passiva di Bertoli. Malan non perdona. Diciamo che qualche pallolina dalla panchina collinare a Bertoli è arrivata, non posso riportarvela per opportunità televisiva. Bosio si incarta Pecolisce contro il raddoppio difensivo, commette infrazione di passi. Poi va anche a protestare Raffaele. Allora, se vai in palleggio restrittivo sono d'accordo con te, se forzi una situazione in questo caso non posso perdonarti neanche le proteste. 1-12 al termine del terzo quarto, 6-4 San Daniele in difesa, 5-6 la Tisana in attacco. Galli contro Colutta, palla arriva a Infanti, palleggio restrittivo di Infanti, sbaglia il tap out di Cruz, regala il resta possesso offensivo alla Trevisan. Dopo start di Infanti, Rubin da casa sua, Rubin sbaglia, alto rimbalzo offensivo per la Trevisan. Galli sulla partenza in palleggio subisce il fallo di Polo. Ci saranno 2 tiri liberi per Mattia Galli, avendo il Michelaccio esaurito il bonus. Ha esaurito il bonus anche la Trevisan Atisana, quindi entrambe le formazioni in questo terzo periodo non hanno più falli da spendere. Segna tiri liberi Galli. -6 per la Trevisan, 6-4, 5-8. Tosoni in palleggio, Tosoni. Serve Bosio sulla corsa. Che grande azione dei collinari. Segna col fallo Raffaele Bosio. Ottimo l'assist di Tosoni. Fallo di Infanti. Tiro libero aggiuntivo per Raffaele Bosio.
Mancano 30 secondi scarsi al termine del terzo quarto. Nel Michelaccio esce Colutta, entra Sivilotti al suo posto. Oggi però sbaglia l'aggiuntivo, ci sono 4 secondi abbondanti di discrepanza tra i due cronometri. Galli vuole comunque giocare da lunga. Si avvicina a canestro col pick and roll centrale con Cruz, tiene la difesa, Malan a 3 punti, Mauro Malan sbaglia, rimbalzo di Polo che regala 3 secondi al termine del terzo quarto. 3 secondi per cui può andare al tiro. Tosoni? Ma che difesa è? Ma che difesa è della Trevisan? A 3 secondi dal termine regala il terzo tempo più facile della storia del basket a Tosoni, che riporta i suoi a più 10, 6-8, 5-8 al termine del terzo quarto. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo D'Or 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo D'Or 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo D'Or 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo D'Or 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno.
Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Due minuti giocati nel quarto periodo al Palafalcone Borsellino. La Trevisan Artisana è a -1, 6-8, 6-7. Quindi definitivamente riaperta la partita. Pellarini. La spinta, l'incitamento del pubblico di San Daniele. Il Michelaccio è in un momento di difficoltà, di impasse, soprattutto offensiva, mentre la Tisana sta trovando facilmente la via del canestro. Adesso sbaglia con l'utta da 3, vola a rimbalzo Cruz che fa partire la transizione offensiva della Trevisan. Infatti subisce, anzi niente, la palla è comunque in attacco per la formazione di Coach Bettarini. Rubin dal palleggio subisce il fallo di Attico. Questo è il terzo fallo di squadra del Michelaccio, quindi ancora rimessa in zona d'attacco per la Trevisan, ma San Daniele ha solo un fallo da spendere prima di esordire il bonus. E a 7 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Non è una grande notizia per Sgoifo. Galli da 3 punti, sbaglia il tiro, la palla è toccata da Cruz al rimbalzo offensivo, viene restituita al Michelaccio. 7:23 al termine. +1 San Daniele che ha avuto un vantaggio in doppia cifra, soprattutto dopo uno stratosferico inizio di partita. Tosoni parte in palleggio, subisce il fallo di Galli che non aveva una ortodossa posizione difensiva. Secondo fallo di squadra per la Trevisan, anzi terzo fallo di Galli. Rimessa in zona d'attacco per Michelaccio, se ne incarica Capitan Pellarini che non si intende con Tosoni, quasi combina il pasticcio il Michelaccio, salva tutto Bosio che poi parte in palleggio contro Infanti. Infatti difende decisamente molto bene. Ellero da 3 punti, frontale, la tripla di Berto Ellero che fa esplodere la panchina sandanielese e salva e tampona l'emorragia collinare. 7-1, 6-7. Rubin, Galli esce dai blocchi, Maran, franco bollato da Pellarini commette fallo, troppo aggressivo il numero 5 sandanielese, secondo fallo per il Pella. Infanti contro Bosio, Infanti palleggio destro e tiro sbagliato da Infanti. Bosio salva il pallone e riesce a far ripartire contropiede il Michelaccio, subisce un netto fallo da parte di Cruz. Ci saranno 2 tiri liberi a disposizione di Raffaele Bosio. C'è un time out chiesto da Bettarini sul punteggio di il Michelaccio San Daniele 71, Trevisan Artisana 67. Dopo il time out 6:21 al termine del quarto periodo, 7-1 il Michelaccio San Daniele maglia nera, 6-7 Trevisan Artisana e maglia rossa. C'è Raffaele Bosio, lunetta per i padroni di casa, col tiro libero, con i 2 tiri liberi a seguito di fallo di Joensi Cruz. Noto in tribuna tutto lo staff della Basket 300, Alberto Andriola, Delvio Dori, presidente Tesini,
C'è anche Carlo Alberto Sindici del Gazzettino per vedere questo big match tra due formazioni che certamente puntano ai playoff e quindi avversarie potenziali del 300, che tra l'altro giocherà contro la Tisana anche la semifinale di Coppa Italia, di Coppa Regione, e quindi questo credo fosse un tiro di Joensi Cruz. Malan fa il miracolo di tenere il pallone in campo nell'angolo cieco del Palaborsellino. Noi facciamo fatica con la nostra telecamera a raggiungere quella posizione. Non me ne voglia l'architetto che ha progettato questo impianto, che ha fatto certamente un buon lavoro, ma non ha avuto la sensibilità per rendersi conto che una telecamera ha bisogno di un campo un po' più lungo. Il Michelaccio d'attacco su Pellarini, fallo di Rubin, quarto fallo di squadra per la Trevisan, e dunque entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus. Mancano 5 minuti e 45 secondi al termine. Più 6 San Daniele, chiama la rimessa vecchia Sgoifo. Tosoni, Colutta finta, si avvicina a canestro, serve Tosoni in taglio dal vertice dell'area, è un rebus irrisolvibile per la difesa della Trevisan. Malan contro Pellarini, Galli in post basso, Infanti, si complica un po' la vita Cruz, ma subisce il fallo di Colutta. Sì, no, il fallo di Ellero, il quarto fallo di Ellero, io avevo visto il fallo di Colutta. Comunque 2 tiri liberi per Cruz. Sbaglia il secondo, 7-5, 6-7 il punteggio. Prova ad allungare anche un po' la difesa Bettarini, ma San Daniele è pronta all'uopo. Colutta da 3 punti, sbaglia la tripla, rimbalzo di Rubin. Altro ribaltamento di lato, ribaltamento di fronte, ribaltamento di lato, Galli dritto per dritto al ferro, sbaglia Galli, tap out di Cruz, favorisce però il recupero di Tosoni. E direi che una volta arrivato a -1 la Trevisan non ha avuto la forza di insistere, mentre San Daniele adesso a 4:30 al termine del quarto periodo si ritrova con 8 punti di vantaggio e la palla persa però, perché sulla contesa la legge del possesso alternato favorisce la Tisana, però San Daniele ha saputo resistere al ritorno della Trevisan. Adesso sostituzione per Bettarini, esce Mauro Maran, rientra Moschioni, numero 10. Galli, Infanti da palleggio contro Ellero. È gran partita di Infanti, comunque gran partita di 1 contro 1 di esperienza. Volitivo Giovanni Infanti, tiene i suoi a -6, 7-5, 6-9. Tosoni, extra pass, Ellero prova a ribaltare il lato per Pellarini, che deve attaccare il canestro perché stanno per scadere 24 secondi. Pellarini più 8 Michelaccio, 7-7, 6-9. Infanti prova a rispondere, tiro moschicida, uccide le mosche ma non arriva al ferro, chiede
scusa a tutti Giovanni Infanti. Tre minuti e mezzo, più 8 con palla in mano per il Michelaccio contro la zona della Trevisan. Tiro da 3 di Colutta, Leo Colutta, torna più 11 il Michelaccio. La Trevisan si è spenta, arrivata a -1, la squadra di Bettalini si è fermata. Adesso vediamo se prova a rispondere Rubin, uscita dai blocchi, Rubin sbaglia, il rimbalzo è di Bosio, non riesce Cruz a tenere vivo il possesso. Ultimi 3 minuti, Tosoni, Bosio, Pellarini da 3 punti, sbaglia il Pella, rimbalzo è però ancora per Bosio, rimbalzo lungo, addormentata la retroguardia Bassaiola, quindi ennesima azione d'attacco per la Trevisan. Pellarini però si fa sfuggire il pallone, e già dall'altra parte Infanti che fa viaggiare Galli, Galli si schianta contro il blocco e si piglia un fallo tecnico che, se non chiude la partita, poco ci manca. Espulsione per Mattia Galli, espulsione per Mattia Galli, che ha protestato, ha inveito, ha reiterato le proteste, quindi ci saranno tiri liberi e poi rimessa in zona d'attacco. Direi che la partita può considerarsi sostanzialmente chiusa. 8-0 il Michelaccio, 6-9 Trevisan. È espulso Mattia Galli, nonostante l'infortunio a Andrea Confente. La squadra di casa può già pregustarsi 2 punti importanti in ottica playoff, mentre la Trevisan deve chiedersi perché, una volta arrivata a -1, abbia smesso di giocare, si sia proprio afflosciata. Ellero macina punti dalla lunetta, ne tira 3, li segna. 8-3-6-9 più 14 per la Michelaccio e palla in mano, 2 minuti al termine e poco più. Ancora Colutta, ancora da 3, stavolta sbaglia, ma Ellero a rimbalzo, non tagliato fuori, ma la Tisana ha proprio perso la tramontana. Al posto di Galli è entrato Maran col numero 8, ma credo che i boy siano scappati. Maran prova a combinare qualcosa dalla distanza, rimbalzo offensivo, Cruz rende meno amaro il finale di gara per la Tisana. E siamo già entrati negli ultimi 2 minuti di partita. Bosio, Colutta, extra pass per Pellarini, facendo i passi del Pella. Sgoifo continua a protestare. C'è un time out chiesto da Bettalini, che probabilmente vuole giocare e vuole allenare anche nell'ottica della differenza canestri. Ultimi spiccioli di partita, con San Daniele che recupera anche questo pallone alla Tisana, che esce malissimo dal time out. Bettalini sconsolato sulla panchina dei Bassaioli. Quinto fallo per Mauro Maran, che non ha inciso questo incontro. Stavo cercando di capire cosa urlassero i tifosi del Michelaccio. Devo ammettere che non l'ho capito. In lunetta Pellarini. Più 15 la Tisana, più 15 per San Daniele sulla Tisana, 8-6-7-1.
più 16 la Tisana, 8-7-7-1, 100 secondi al termine. Moschioni, Rubin, mezza ruota della Trevisan con Infanti che va a tirare e subisce un fallo abbastanza inutile da parte di Bosio. Bosio poi parla con Infanti, dice ma secondo te era fallo? Infanti dice ma guarda non lo so, però nel dubbio io in lunetta mi presento. E segno anche il primo tiro libero. Secondi al termine. Infatti realizzare anche il secondo. 8-7 il Michelaccio San Daniele, 7-3 Trevisan Tisana. È in attacco il Michelaccio. Colutta, Pellarini nell'angolo per Colutta, extra pass per Ellero, altro extra pass per Pellarini che spara la tripla, è il marchio del Pella. 9-0, 7-3 più 17 per il Michelaccio sulla Trevisan. Che parziale per San Daniele. Adesso prova Moschioni a tirare da 3, completamente scentrato il tiro, fuori partita anche Moschioni. Siamo già nell'ultimo minuto, partita ha già da tempo un padrone e un vincitore, la Michelaccio San Daniele, con la Tisana che l'ha già data su. Tosoni va di semigancio, sbaglia. Moschioni, anche Infanti sbaglia da sottomisura. E l'ultimo tiro, il penultimo tiro è di Bosio che viene stoppato da Rubin, voleva anche il fallo, forse aveva anche ragione Bosio, e allora la Tisana si accontenta. I due allenatori si stringono la mano, la partita finisce qui. Il Michelaccio San Daniele batte la Trevisan Tisana per 9-0, 7-3. Un saluto e un arrivederci sulle frequenze di FVG Sport Channel.